Il tempo di leccarsi le ferite è passato per l'esordio europeo di stasera sul parquet di Lisbona, con telecronaca in diretta dalle 20:30 su Tele Sardegna. Coach Markovic pretende una partita senza sbavature e all'insegna della concretezza e della concentrazione nell'applicazione del piano partita. Lo Sporting è squadra assolutamente alla portata della Dinamo Banco di Sardegna Sassari e l'allenatore bosniaco è convinto che proprio da stasera la sua squadra potrà prendere il giusto slancio per ripetersi già domenica prossima nell'incontro casalingo con Napoli in campionato. Fiducia agli americani che fino a qua appaiono i più in ritardo di condizione, dal play Bibins che continuerà a partire in quintetto al lungo Refro e alla guardia Fobbs, che già nel secondo tempo a Milano ha fatto registrare qualche segnale di ripresa. Ma è inutile ribadire che dal capitano Benzius e dagli italiani Capelletti, Udom e Tambone che Markovic si aspetta di più nella composizione di quel mosaico vincente che in estate è stato alla base delle sue scelte, in stretta collaborazione con l'uomo mercato Federico Pasquini. Le parole d'ordine sono sempre le stesse: più attenzione nella fase difensiva, più determinazione sotto canestro e meno palle perse nella transizione offensiva. Sono le componenti del basket che lo scorso anno hanno consentito alla Dinamo targata Markovic di battere tutte le grandi squadre del campionato, prima di perdersi inspiegabilmente nella volata per raggiungere i playoff. Appuntamento per la palla 2 alle 20:30 in diretta su Tele Sardegna.